Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parliamo di scuola e di rientri. Oggi infatti in tutto il Veneto e quindi anche a Verona gli studenti delle scuole superiori torneranno in classe al 50%. Dopo mesi quindi di didattica a distanza le classi torneranno a ripopolarsi con il rischio però di ripetere un po' quanto successo a settembre, bus troppo pieni, assembramenti alle fermate davanti alle scuole, un rischio che sembra potrebbe essere evitato grazie al piano che è stato messo in piedi appunto dal comune, dall'ente di governo del TPL, l'ufficio scolastico provinciale e regionale e la prefettura di Verona. Chiaramente però oltre al lato pratico questo rientro è importante per molti aspetti anche simbolici. Lo stop della didattica in presenza infatti potrebbe aver portato a una dispersione scolastica dilagante che si sarebbe addirittura quadruplicata dal 2018 proprio sul territorio veronese. E allora per parlare di questo siamo in collegamento con Lisa Conforto, direttrice del COSP di Verona. Buongiorno Lisa. Sì, buongiorno a tutti. Allora, dunque, cosa ne pensa innanzitutto di questo rientro in classe ritardato rispetto ad altre regioni italiane? Allora, penso che sia stato ragionato chiaramente rispetto a quello che è stata la situazione dei contagi, per cui è chiaro che il ragionamento è stato fatto soprattutto rispetto a questo. A mio avviso, sarà di nuovo un punto di domanda, nel senso che non sapremo se effettivamente continuerà o meno fino al termine della scuola. Però quantomeno insomma è stata data una risposta reattiva rispetto anche al tema insomma che i ragazzi stessi, gli insegnanti hanno sollevato, le famiglie di poter insomma rientrare a scuola perché c'è un bisogno non dettato soltanto a mio avviso tutto quello che è il tema educativo di istruzione, ma proprio anche di relazioni sociali che chiaramente a scuola avvengono in un modo e a casa nella propria camera hanno tutt'altro peso, in questo senso. Ecco, per quanto riguarda poi il tema della dispersione scolastica, ossia gli studenti che decidono di lasciare la scuola, insomma, ha qualche dato per darci la misura di questo fenomeno nel veronese? Allora, rispetto all'abbandono, i dati che noi abbiamo, visibili chiaramente a tutti, possono essere ripresi da più fonti sicuramente ufficiali e attendibili, quali ad esempio Istat, OCSE, piuttosto che uno studio recente fatto per esempio da Open Police, in cui l'abbandono si testa su un 13,5% a livello nazionale, che è ancora lontano dal 10% imposto dall'Europa entro il 2020, ma di sicuro si è abbassato quantomeno negli ultimi anni, questo almeno per dare un quadro di riferimento. Quando si parla di 13,5% rispetto alla media nazionale, chiaramente significa che ci sono regioni più virtuose, altre meno. Possiamo dire che il Veneto tra le regioni italiane è tra i più virtuosi, quindi siamo ben sotto il 13% rispetto al tema appunto dell'abbandono. Quando si parla di abbandono si parla, almeno statisticamente, vengono presi in esame quei ragazzi che hanno la terza media, per usare un linguaggio comprensibile chiaramente a tutti gli ascoltatori, e che non riescono a portare a termine almeno il primo biennio di scuola superiore. Quindi per tutta una serie di motivi non dettati solo da il rendimento scolastico, sono in una situazione appunto di abbandono, fatica di reinserimento e così via. E ovviamente i motivi sono diversi, Certo. Ecco, un'ultima domanda. Crede che la DAD sia responsabile in qualche modo di questi abbandoni, che comunque abbia influito nella scelta di questi studenti di abbandonare la scuola? Allora, la DAD sicuramente è stato un elemento, importantissimo per certi versi, perché è stato l'unico strumento che ci ha permesso di lavorare, di avere quantomeno quel minimo di relazione di cui parlavamo prima con i ragazzi, o quantomeno tra ragazzi, insegnanti e scuola. Dall'altra parte fatta, una prima fase di soluzioni un po' più emergenziale, parlo chiaramente della primavera scorsa e dell'anno scorso, a mio avviso non è l'unica causa eventualmente rispetto
rispetto all'abbandono, di sicuro può aver influito, non tanto per come dire, la DAD in sé, ma perché c'è tutto un tema legato a questo rispetto a quello che è appunto la diversità nell'utilizzo del digitale, per cui a partire da quegli studenti la cosa più semplice è che non hanno device, e sono molti, per cui io spesso faccio attività anche con loro legate chiaramente all'orientamento, ad attività di educazione alla scelta, che condividono un computer in 2 o 3 fratelli e quindi si ritrovano a collegarsi con uno smartphone oppure con un tablet, e quindi non aiuta, ecco, di sicuro. Penso solo poi a tutto quello che può essere lo sviluppo di attività che si devono svolgere, ecco, per cui diciamo che questo non ha aiutato, ed è chiaro che non avere gli strumenti adeguati non aiuta, ecco, ma non aiuterebbe nessuno in questo caso. Certo, è stata chiarissima, insomma noi adesso vedremo cosa succederà. Nel frattempo ringraziamo Lisa Conforto, direttrice del COSP di Verona, grazie per essere stata con noi questa mattina. Grazie a voi per l'invito e buona giornata a tutti. Benissimo, allora anche noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento tra poco alle 8:15 circa per la nostra seconda intervista del nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e a tra poco.